intervenendo sui maltrattanti, quindi sugli autori della violenza, e cercando anche di fare prevenzione, perché il nostro lavoro sarebbe quello di prevenire, quindi intervenire lì ancora dove non ci sia stata il reato, il comportamento, la condotta più grave. Noi cerchiamo di prevenire ulteriori reati gravi, ma soprattutto interveniamo alla fonte. In un momento in cui la normativa, l'ultima che è la legge 168 del 2023, invita proprio gli enti a fare prevenzione. Questa prevenzione è fatta attraverso il pubblico e il privato, quindi l'ufficio di esecuzione penale esterna, su incarico del tribunale, vigilerà, cercherà di valutare anche il lavoro che viene svolto dalla cooperativa con questi soggetti che possono essere inviati dal tribunale. È un centro importante non solo per tutelare le vittime di violenza, ma soprattutto per partire appunto dagli uomini violenti. E nel concreto come si svolgerà il vostro lavoro? Noi siamo una cooperativa sociale che operiamo da diversi anni, dal 1982, ci prendiamo cura di minori, anziani, disabili, di donne vittime di abuso e di maltrattamento. E avendo lavorato così tanti anni con le donne vittime di abuso, abbiamo deciso di guardare l'altra faccia della medaglia e quindi di iniziare a lavorare anche con gli autori di violenza. Ed è per questo che siamo stati affidatari di un bando della Regione Sicilia e pertanto oggi stiamo inaugurando l'apertura del Centro Uomini Autori di Violenza qui in via Mazzini 189. Il nostro è un lavoro di rete, è un lavoro che prende in cura l'uomo autore di reato, autore di violenza, e lo accompagna in un percorso psicoeducativo che durerà 12 mesi, con degli incontri individuali o gruppali che poi decideremo in corso, diciamo, dopo aver conosciuto e dopo averlo incontrato nei diversi colloqui che ci permetteranno la conoscenza appunto dello stesso, e quindi poi si definirà un percorso insieme. È un progetto, come dicevo, di rete. Oggi qui abbiamo la presenza, io ringrazio del comune nella persona del sindaco pro tempore, abbiamo soprattutto la presenza dell'UEPE con cui stileremo un protocollo operativo dell'ufficio esecuzione penale esterna di Agrigento, e ringrazio il direttore Papa con cui ho collaborato tantissimo e che mi ha dato anche la possibilità, insieme all'ex direttore dell'UEPE, la dottoressa Miraglia, di poter realizzare l'apertura appunto di questo centro uomini autori di violenza. Non vuole essere sicuramente per loro uno sconto di pena. È fondamentale anche questo centro di ascolto proprio per gli uomini che appunto fanno violenza sulle donne, ma non solo. Sì, noi già da parecchi anni appunto ci occupiamo di prendere in carico dal punto di vista psicologico e psicoeducativo persone che o volontariamente o adesso sempre più frequentemente segnalati dal sistema giudiziario si ritrovano ad essere autori di reato. È un percorso di tipo appunto psicoeducativo, quindi sia individuali che di gruppo, dove vengono affrontate le tematiche della violenza, gli stereotipi legati proprio alla differenza di genere, che è poi diciamo, l'ambito in cui più frequentemente vengono agiti i comportamenti di maltrattamento. Abbiamo visto appunto che nel corso del tempo questo ha un effetto sia di presa di consapevolezza e di assunzione di responsabilità, aspetto che caratterizza molto spesso le persone autori di reato, nel senso che sono persone che tendono a minimizzare, a negare quello che è il loro comportamento violento. Durante i percorsi molto più spesso invece si prendono proprio in carico e si prendono proprio l'assunzione della responsabilità rispetto a quello che loro hanno agito. L'intento è proprio questo, no? Quello che in altre situazioni sentimentali o affettive la persona che agisce maltrattamento sia maggiormente consapevole, quindi c'è un'interruzione del circuito.